Gran premio Formarco, ricordo di Marco Furzi, un momento importante perché con noi c'è il presidente dell'Atletico Piancastagnaio, dove Marco, a cui è dedicata questa importante manifestazione, era il vostro massaggiatore, davano un grande aiuto, una preparazione. Stasera la presentazione della squadra, prima categoria, e un ricordo di Marco innanzitutto. Sì, Marco era una persona speciale con noi, anche se purtroppo l'abbiamo vissuto per poco tempo, però in quel poco tempo che è stato con noi ci ha dimostrato un attaccamento e la persona splendida che era. Allora, Valerio, inizia il campionato domani, proprio domani, domenica 15 settembre inizia questo campionato. Come affronta l'Atletico? Ci sono tante aspettative, avete veramente fatto un'escalation importante con delle vittorie significative. Inizia la stagione del campionato, ufficialmente la stagione è iniziata domenica passata perché abbiamo fatto la prima partita del triangolare di Coppa Toscana contro l'Acquaviva, abbiamo vinto 1-0 e ora giocheremo il 25 settembre alle 6:30 a Badia contro l'Amiata. Domani inizia la stagione, inizia con buoni propositi, noi abbiamo messo a disposizione all'allenatore una rosa competitiva, l'obiettivo è quello comunque di fare come la stagione passata e poi si vedrà durante il corso del campionato. Poi si vedrà, però è un si vedrà che parte categoria per categoria, vittorie anche a livello regionale. Sì, piano piano. Piano piano, però ogni anno si sale un gradino. Ora, che intenzione abbiamo, Valerio? Qui? No, l'intenzione è quella di far bene, l'intenzione è quella di far giocare ragazzi del posto, perché quest'anno abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati 7 anni fa all'inizio della nostra avventura, un obiettivo che era quello di riportare tutti i ragazzi di Piancastagnaio a giocare per il proprio paese e diciamo che ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un bel precampionato, comunque la preparazione è stata tosta perché da quest'anno abbiamo Domenico Capitani che ci dà una mano anche a noi, è preparatore atletico della Pianese in Serie C, quindi è un valore aggiunto. Infatti con questo voglio ringraziare anche la Pianese a nome del presidente Maurizio Sani che ci permette di usare tutte le loro le loro attrezzature, la struttura e tutto, anche c'è un buon rapporto anche con lo staff tecnico, con Mister Prosperi, il preparatore atletico e l'allenatore in seconda. Diciamo che è una bella collaborazione che ci tengo a sottolineare perché è la collaborazione che noi vogliamo, che è quella con la squadra del nostro paese, perché siamo insieme e speriamo di esultare sempre tutte le domeniche, sia noi in prima categoria che loro in Serie C. Noi siamo i primi tifosi di loro in Serie C e loro sono i primi tifosi nostri in prima categoria.